C'è un tramviere, la mia mamma, c'è un tramviere, la mia mamma la me vuol dare. Ma il tramviere non mi asseconda, fracca la prima e mai la seconda, dighe de no. C'è un tramviere, dighe de no. E qua mi tengono appunto sul vivo, no? Ecco il tramviere, fracca la prima, mai la seconda. Gli che nego 5 de marce che nego, cari miei. Sì, non le do però mai magari, ma insomma, al potenziale le gabemo. E tutti ti domandano ma perché, cosa succede, le ultime robe, addirittura sul tramviere che ho fatto, una volta ho fatto un'incisione, un nastro intero, chi non l'ha comprato lo compri, ci facciamo reclame questa sera. Comunque dei tramvieri si può raccontare tante robe, anche perché me ne capita, ultimamente adesso mi capita con la 20 che ciappa le babbe della Don Baxter, che bel che è, che le monta su tutte insieme, che le ciaccula, le seconda, tutte ste robe, te senti. Cioè, senti, levi una curiosità, ma ti, mentre te fa l'amore, te parli con tuo marito, ma gli se il telefono qualche volta anche, robe così strane che te senti, ma poi se le si ciappa in giro. Le si ciappa in giro una cosa, una e la ciamacciano colori, no? Perché è sempre tutta vestita così, che mi preoccupo con la vedo, perché la gastoviso è come de porcellana, la devi avere già sulla 45ina, te capisci anche di più, e la gastoviso tutto liscio liscio, e il mio marito che addirittura gli ha dato il coso, il genio civile, che gli ha dato il permesso, e quella la mattina andasse a fare il trucco, mi dice, i tubi innocenti qua, mi viene con la Julia Beton che gli scarica, che fa tutta l'impalcatura, che metti su tutto, sempre seria la se. Sempre seria, se la ridi che casca l'intonaco di favore. E ste babele se ne conta che tante che te le trovi là. Come ad esempio sulla 12 adesso. Sempre l'altra volta contavo varie avventure della 12, meno male. E che se un tizio, se mi piaci, perché se un tizio povero, non è colpa sua, sarà che c'ha paura in guerra e si caga sempre addosso. Cioè. E una roba, non se ne ogni volta che viene su, ogni volta che viene su te senti sta spusa, Dio, povero, una roba. Tant'è vero che poi si è ribaltando la famosa storiella, perché mi ricordo una volta era una storiellina dei due signori che si trovano in ascensore, no? A un certo punto se uno dei due si vede ne molla una leggera leggera, senza rumore, quell'altro che era là te senti, no? Comincia a nasare, poi lo guarda de brutto e fa scusi, dice ma raga cagà lei? E quel che fa? Sicuro che l'ho cagato, la pensa l'amica che spuso sempre così, che io. Qua invece è tutto il contrario, te capisci? Qua sei il contrario qua. Qua sulla 12 con molta supino, sei il contrario, se uno va là che dice ma cosa la cagare? No, ti si spuso sempre così, che ha ribaltato tutta la storia, che ha ribaltato il nostro. Ed adesso è bel sentire anche perché poi a noi tramvieri, ora questa è una roba bisogna dirla, noi tramvieri se certi capolinea dove che non te gabinetti e se longhi, come te fa? Che se trovi malamente, specialmente poi come me che ho capolinea alla stazione e là ti capita di tutti i colori, ti capita tutte le robe strane, che la stazione sta se piena di gente un poco strana là così, tante volte mi contava la babba che fa le pulizie là, che tempo fa entra dentro sto capito che stimati si spoia e molla tutto là, ti era per demudando tutte sporche là, le gacciappale così, le gambe sempre il sacchettino dei nylon, la si vergognava, le lega impiccate là dove c'è il radiatore. La sei andata fuori un momento, sei arrivato, ti vedi sto mulo slavo, vedi sta borsa, c'è da guardare in giro, non sei nessuno, gattoccia la mano dentro, la gattina da fare tutta sporca di merda, correva per tutta la stazione, tutti che rideva a drio, capisci? E quando ti si trovi là in questi gabinetti, ti trovi un po', anche perché non gli ha messo neanche la chiusura, perché tutti a pagamento, quelli che non sei a pagamento non sei chiusura. E mi sentivo appunto due babbe che le si parlava fra sé, che sono una roba vergognosa, dici. Non ti trovi la chiusura più nei gabinetti, non solo in stazione ma nelle altre parti. Ad esempio ti dico una roba, guarda, l'altro giorno ero in un posto, in un bar, sono entrato dentro sala nosea uomini e donne, il suo gabinetto unico, vado là povera, mi ho cucciata per far pipì, tutto ad un colpo non si vede sta porta, entra dentro un matto con sto bambino in mano. Dio povero, l'ho visto così, guarda, se non avevo la presenza del spirito del ciappare che lo in bocca mi pissava addosso, Dio povero, che roba che gli voglio, la presenza di spirito che gli voglio. Queste robe che poi no, ma è vero, e poi sentirli poi quando che sei imbriaghi se bei sentirli, ciò. E era in un pisciatoio pubblico, te li vedevi sti due imbriaghi che era là e uno che faceva Toio, come sei con te, se volta e che pissa nelle braghe, ciao muslemona,
Tutte le braghe te mega smerdano, non te vedi qua? Ora che mi con la britola, sa qua, quel britolino, mi ciappo te lo taglio quel bimbinasco che te gade, capì? Teresa mi, tanto mi con il vinavil e ne tacco un altro, anche più bello. Ciao, Mona, e mi ciappo la britola e te taglio anche il secondo, te capì? Niente, mi ciappo il vinavil e ancora un altro più grande me lo metto, ciappa. E mi te taglio anche il quarto, guarda, il quinto e il sesto bimbi, tutti quelli che te sei metti te li taglio. E mi tacco ancora il decimo, no, un momento. Ma Dio povero, dove te li trovi tutti sti bimbini, ti? Niente, che ho messo una trappola in Monassa alle Tumare, ecco dove li trovo. E lei crolla tutto, che capisci? Quella roba, che te le trovi là. Comunque.